siamo nell'azienda agricola dell'amico Bovolenta Marino e stiamo vedendo un bellissimo impianto di grano, un grano nuovo per il territorio italiano. Infatti siamo qui anche con la rappresentante francese della Florimond des Prés e questa varietà, come potete ben vedere, si chiama Coyote e vi darò alcuni suggerimenti di quello che abbiamo fatto quest'anno per arrivare ad avere un prodotto eccezionale come questo. Ripeto, io ho la collaborazione dell'amico Bovolenta Marino, che è il proprietario dell'azienda. Qui con me ho il rappresentante e responsabile d'area della Diachem, Giovanni Piubello. Assieme a me ho la rappresentante francese di Florimond des Prés, che dopo ci dirà qualche cosa anche in merito alla situazione francese, e abbiamo anche il responsabile nazionale dei grani della Florimond des Prés, l'amico Azzi. Le operazioni che abbiamo fatto su questo bellissimo grano, per esempio, come abbiamo iniziato le azotature. Come prima azotatura cosa abbiamo fatto? Un azoto liquido in levata. Ecco, abbiamo usato 250 kg di Azo Super Trio TS, che è un azoto zolfo, l'abbiamo usato in levata. Prima in accestimento abbiamo usato però Il solfato ammonico. 200 kg di solfato ammonico, 21, più zolfo anche quello, e dopodiché abbiamo chiuso il ciclo dell'azoto con un quintale e 60, un quintale e 70 sì, più o meno, sì, di UTEC, che è un azoto importante di Eurochem. Bene, quali interventi abbiamo fatto? Abbiamo fatto un diserbo a fine febbraio, primi di marzo, ok? In foglia bandiera che fungicida abbiamo usato? Elatus era Sì. come fungicida, dopo le Australi come insetticida. 250 EC Sì, sempre come fungicida e Judo come insetticida. esatto. Dico bene? Esatto. Judo insetticida adesso è Il Pentac 5 ali. Benissimo, veniamo anche lì. Abbiamo usato anche sia un primo intervento di Pentac 5 ala al diserbo e l'abbiamo ripetuto in foglia bandiera sempre a 1,25 litro per ettaro. E questo è il prodotto che abbiamo oggi. Sinceramente io vedo un prodotto eccezionale, un prodotto anche molto elastico, come potete ben vedere, ha una spiga possente nel vero senso della parola, e già oggi che siamo al 26 di maggio possiamo dire che qui abbiamo un'ottima produzione, una produzione molto ma molto rilevante. Grazie Arnaldo, buongiorno a tutti, sono Giovanni Piubello, Field Marketing per Diachem, area nord-est Italia. Diachem, società italiana che rappresenta i brand storico Chimiberg degli agrofarmaci e di agro per quanto riguarda gli agronutrienti. In questo caso, come ha detto Arnaldo, abbiamo utilizzato all'inizio i prodotti Estrale per quanto riguarda i fungicidi, quindi sostanzialmente un prodotto a base di protoconazolo 250 grammi litro. A seguire poi è stato utilizzato anche Pentac 5 ala, un acceleratore di fotosintesi a marchio di Agro. Qui possiamo vedere la nostra varietà su cui stiamo puntando molto in questo momento, varietà Coyote, un panificabile, come potete vedere già dalla spiga ha un grande potenziale produttivo, e come ormai contraddistinguono ormai tutte le nostre varietà, stiamo parlando di materiali estremamente tolleranti alle malattie, quindi questo ci consente di avere oggi dei prodotti che siano sostenibili, ma l'elevata produttività delle varietà consente anche di avere poi dei prodotti che siano sostenibili anche per l'azienda agricola, ecco, che consentano poi di far reddito all'azienda. Ma cosa non da trascurare, per noi le varietà devono essere anche avere una qualità molitoria che poi possa piacere anche alla filiera, e pensiamo che Coyote possa essere un ottimo prodotto da far sviluppare soprattutto in queste zone. Nous avons choisi de développer cette variété pour les caractéristiques qu'elle dispose. Effectivement, nous avons pu observer qu'elle dispose d'un niveau de rendement supérieur, une très bonne production. Nous avons également observé que cette variété est tolérante à la plupart des maladies,
du feuillage. Et enfin, une qualité pour moi très importante aussi, c'est son PS au niveau du grain. Elle a un poids spécifique plus ou moins élevé avec des bonnes caractéristiques de panification. Merci à toi.